Edicola Friuli. Oggi, venerdì 26 gennaio, andremo a Feletto a conoscere un nuovo edicolante, Antonio Righini, che gestisce l'attività di famiglia da oltre 90 anni. È un'attività di famiglia che ovviamente nel tempo si è rinnovata e andremo a vedere e a scoprire come. Però adesso vi porto a fare un viaggio all'interno delle pagine del settimanale. In copertina abbiamo un titolo che in un certo senso riguarda proprio tutti: dove finiscono i vostri soldi, i nostri soldi. Rivoluzione: nel giro di pochi mesi è cambiato completamente il panorama bancario regionale, ma noi risparmiatori ci guadagniamo? Questo si chiede appunto l'inchiesta, e allora andiamo a vedere. Risico bancario, ecco il nuovo volto del credito. Così infatti è cambiato il mondo degli istituti nella nostra regione. In 7 anni, pensate, hanno chiuso 143 sportelli, passando dai 959 del 2009 agli 816 del 2016. Siamo tornati quindi all'anno 2000. Ed ecco qui, vedete anche divise a seconda dell'istituto bancario quali sono state le trasformazioni che hanno interessato. Questo grafico ricostruito dal nostro Vittorio Regattin spiega bene come si è mosso il panorama bancario in regione. Come sopravvivere invece alla rivoluzione in banca ce lo racconta Alessandro Di Giusto. Riduzione degli sportelli, automazione spinta, accorpamento degli istituti. I risparmiatori friulani, dopo i disastri delle banche venete, devono ora fare i conti con i profondi cambiamenti in corso nel settore bancario. Elezioni catalane invece, guardiamo quindi un po' fuori dai nostri confini, una nuova lezione di dignità. Perché è calato il silenzio, i motivi profondi della lotta per l'indipendenza e la situazione dopo il voto del 21 dicembre. A spiegarci il tutto William Cisilino. E poi siamo a Carnevale. A Carnevale ogni scherzo vale, ma qui non si tratta proprio di un vero e proprio scherzo, perché i carri sono a rischio. Carri a norma, scherzo di Carnevale, questo è il titolo scelto da Maria Ludovica Scinco per entrare nella problematica. Già nel 2009 il Ministero dell'Interno aveva imposto regole severe per garantire la sicurezza dei veicoli, ma non tutti gli organizzatori possono permettersi la spesa, perché mettersi in regola costa, e il risultato è una festa sottotono. Oggi naturalmente andiamo a Feletto, quindi il comune di Tavagnacco in questo caso apre i cantieri per un anno di cambiamenti, focus dedicato al territorio, e qui vedete appunto quali sono le novità: l'incrocio con semaforo tra Rizzi Colugno sostituito da una rotonda, l'ampliamento della piscina, un nuovo centro di assistenza primaria che sarà operativo proprio vicino all'edicola che noi andremo a conoscere oggi, e poi la scuola dell'infanzia di Tavagnacco che sarà demolita e ricostruita secondo le norme più recenti di efficienza energetica e naturalmente anche sicurezza. Cambio di passo sui rifiuti alla Tisana, ma io vi volevo portare a Pordenone, dove è Ramarrimania. Giocatori e club sono dei veri miti. Daniele Micheluzzo ci porta alla scoperta dei fan della società nero-verde, che è vista sempre più come esempio da seguire. Una ventina di realtà sportive in regione si sono già affiliate, e nelle scuole i giocatori sono accolti da veri e propri eroi. All'interno del settimanale anche Family Friuli, e allora come non potevamo parlare di influenza, lotta aperta all'epidemia che ovviamente in questo periodo tocca il picco. E poi una curiosità, se siete degli appassionati di prelibatezze diciamo atipiche: insetti a tavola? Non in Italia. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che per ora nel nostro paese non sarà possibile consumare questi animaletti per uso alimentare. E poi spettacoli e cultura, in questo caso insieme per non perdere la memoria. Domani 27 gennaio è la giornata della memoria, e quindi voci, volti, suoni, immagini e riflessioni in occasione della ricorrenza del 27 gennaio, un momento utile per ricordare una tragedia, quella della Shoah, dell'Olocausto e delle vittime dei campi di concentramento, una tragedia della storia che non deve ripetersi mai più. L'appuntamento è in edicola con il settimanale Il Friuli, ma noi adesso andiamo a conoscere un edicolante. Andiamo a Feletto da Antonio Righini. Venite con me. Eccoci arrivati a Feletto, accanto a me il signor Antonio Righini, che gestisce da tantissimi anni l'edicola di famiglia, che appunto da circa 92 anni è presente qui a Feletto, ma che nel corso di questi 90 anni ha subito diverse trasformazioni.
Sì, ha cominciato mio nonno 92 anni fa aprendo un negozio di alimentari, all'inizio c'erano alimentari e dopo ha cominciato con la ferramenta e c'era anche il distributore di benzina. Dopo, avendo la richiesta, dato non c'era un'edicola nel paese, un po' alla volta ha cominciato vendendo il Messaggero, lo portava, mi ricordo che lo portavano la corriera che andava su a Maiano, passava e lasciava il pacco dei giornali. Era ancora una cosa fatta, diciamo, un po' alla casalinga. E dopo è subentrato mio papà, che l'ha tenuto per molti anni, e lì c'è stata un'altra evoluzione, aveva tolto il distributore, e dopo si era allargato con la ferramenta. Dopo sono subentrato io e mia moglie, che nel 92 abbiamo rinnovato l'arredamento, abbiamo rinnovato anche la merce, perché abbiamo tenuto edicola, abbiamo tenuto anche i casalinghi, dato che avevamo già iniziato i miei genitori a tenere una parte di casalinghi, di articoli per la casa. Noi abbiamo deciso di eliminare un po' di merce e di tenere questi due articoli. Siete un negozio, insomma, un'edicola sicuramente atipica, perché vendete anche tutta una serie di prodotti di casalinghi molto belli che state vedendo. Dato che arriviamo da una storia e dovevamo dare anche un servizio alla comunità, dato un altro negozio di casalinghi e di articoli per la casa non c'era, allora abbiamo deciso di mantenere tutte e due le merceologie. Per chi viene da fuori ma conosce Feletto, è una piccola città alle porte di Udine, più che un paese, con negozi eleganti, e qui ci troviamo proprio nella parte, diciamo, vecchia del centro storico, che dicevamo ha subito diverse trasformazioni negli anni. Sì, ha subito molte trasformazioni. Prima con la viabilità, perché hanno spostato degli sensi unici e la gente già si è trovata un po' impacciata a arrivare in centro. Poi c'è stato lo spostamento del negozio di alimentari, che nella parte nuova del paese, e diciamo che quello lì per noi negozianti è stata una perdita non da poco, perché gli alimentari sono trainanti rispetto a tutto il resto del commercio. E un problema che ha Feletto è che non ci sono, essendo dalla parte vecchia, non ci sono metrature che invogliano nuovi negozianti ad aprire, specialmente un negozio di alimentari che ci vogliono metrature importanti, e quindi ultimamente abbiamo subito un po' tra la crisi, e non ultimo adesso internet, perché internet ci penalizza non poco, perché la gente, specialmente i giovani, tendono a comprare tutta la merceologia su internet, e anche i giornali. Io vedo che ormai c'è stato un cambiamento, perché noi abbiamo tanti clienti che hanno una certa età, perché i giovani o non leggono o leggono su internet. La soluzione adesso, anche come le ricariche, i gratta e vinci, tutte queste cose che vanno a completare quello che è le merceologie, sì, l'offerta, perché in questi ultimi anni l'edicola ha avuto un calo importante, e se non trovi un escamotage per riuscire a continuare ad andare avanti è difficile. E siccome dico internet, i centri commerciali ci hanno dato la prima mazzata, e adesso internet veramente sono molto concorrenziali, soprattutto anche perché la gente poi viene a vedere l'articolo da te e dopo lo compra da un'altra parte. Questa cosa non è carina, però noi dobbiamo specializzarsi e riuscire a vendere quello che gli altri non riescono a vendere, o riuscire a vendere meglio. Io ogni mattina alle 5:15 sono qua a ricevere il furgone che mi porta i giornali e porta via i resi. Alle 6 apro tutti i giorni, tutte le domeniche, e questo è il nostro mestiere, dobbiamo farlo e lo facciamo. Ci sarà sempre una parte di clientela che vorrà leggere il giornale. L'odore della carta, io sono magari di una generazione che è nel mezzo, però
io il giornale devo leggerlo cartaceo perché sennò non lo leggo. Come si sta a Feletto? Che cosa ne pensa anche di come si è trasformato negli anni il centro storico? Io non è da tanti anni che sono qui, ma mi trovo bene perché è molto servito. Insomma, è una piccola città, no? Sì, sì, è una piccola cittadina. E come comunità? È buona, sì, sì, sì. Ci si saluta. Quindi diciamo anche a livello di servizi non ci sono diciamo delle mancanze. No, non posso lagnarmi, è molto servita. Sono qui dal 1982 e devo dire che sono felicissimo di essere qui perché abbiamo tutte le comodità possibili in quanto a chilometri zero, sia degli alimentari a autoveicoli, qualsiasi cosa, si prende tutto a portata di mano. È molto ben attrezzata, ha un po' tutto, ecco. Lei abita diciamo A Pagnacco, non abito qua. di Pagnacco, quindi è un po' meno servita forse. Sì, è un po' qui praticamente come una piccola cittadina, ecco. È molto ben servita di tutto, sia con le scuole, con un po' di tutto, ecco. Sì, dai servizi alle attività commerciali. Sì, sì, sì. È molto è bella anche come cittadina, ecco. Questa settimana il Friuli dedica un'inchiesta agli sportelli che stanno chiudendo o hanno chiuso negli ultimi anni in regione. Eravamo diciamo ai vertici, sportelli ovunque e poi nel tempo man mano hanno chiuso. Sì, stanno chiudendo, però io ieri sono stata in centro a Udine e ho visto invece un proliferare, stanno cambiando destinazione, è un'altra cosa e sono sempre nomi che non sono più friulani. Sono come i politici, sembrano essere contro la popolazione, allora sì, hanno sperperato per anni, adesso c'è questo, finalmente si rientra nei parametri, però adesso chi ne ha pagato le conseguenze siamo stati noi. Grazie per essere stati con noi, Edicola Friuli finisce qui, oggi abbiamo conosciuto Antonio Righini e la sua bellissima edicola qui a Feletto che appunto è un po' speciale, come vedete vi invito a venire a visitarla. Grazie a voi per essere venuti, per avermi scelto me come vostro interlocutore, insomma. Speriamo che da adesso in poi ci sia almeno un segnale di ripresa, se non proprio per la carta stampata ma per tutto il settore e speriamo di rivederci più avanti con un po' più sorridenti, dai. E con altri progetti. Grazie, noi ci rivediamo la prossima settimana e saremo nuovamente in centro a Udine in via Lungheria.